oggi tengo gente di mangiare una grande cicala. Andiamo a pigliare lì. Una bella cicala. Bello, dai. Guarda qua. Ci metto calma, se però. Raga, buongiorno! Nella mia nuova cucina iniziamo con una grande bella cicala magnosa. Avacim che pacchera, pomodorini, basilica, scalogno, uglio e sale. Vieni a pensarmi qui. Mettiamo olio. Abbondante, facciamo riscaldare l'olio e poi ci mettiamo un po' di scalogni. Dopo riscaldato scalogni, a soffrire, mettiamo la paparella in, come si dice a Napoli. La cicala magnosa, la giù però al dorso prima così e dopo 2 minuti la giriamo. Dopo fatto rosolare la cicala, mettiamo i nostri pomodorini. Di sale rosa, la pasta, voglio quando mamma mi chiamava coppa balcone, voglio a mamma sai già cicala da pasta. Voglio mi mettiamo basilica perché ho basilica adorata, e come adora, mamma mi vieni, ma pizza ci ho buttato a maina, sì, e che adoro il basilico, guarda che spettacolo, già sta venendo crema, senza fare niente, guarda, vedi che spettacolo. Non vi dimenticate di salare l'acqua della pasta, però dopo 4-5 minuti dalla cottura, via. Raga, i crostacei non vanno cotti tanto, noi la alziamo dopo 5-6 minuti, vedete com'è bella? Guardate qua che spettacolo, guardate qua la carne di questa cicala, è bella bianca e carnosa. Aggiungiamo un pochettino d'acqua, mettiamo i paccheri dentro ancora duri. Magari è marmellata, la marmellata, ora ci vuole solo l'assaggio, guarda che spettacolo, senza prezzemolo, se no mi va di niente. Ma magnalletta è ancora più saporita, guarda qua. Mamma mia. E che vuol dire che fa? Assaggia macinato. Ecco, sta cicala. Guagliù, ci vediamo alla prossima puntata, un bacio.